Salve a tutti, vediamo ora il limite che definisce il numero e, cioè il numero di Nepero, e poi calcoliamo un altro limite aiutandoci con quello. Quindi si può scrivere in due modi, ma di solito lo trovate scritto così: limite per x che va a infinito di 1 più 1 su x, in parentesi tutto alla x. Questo è il numero e. E notiamo che è una forma indeterminata, perché quando x va a infinito 1 su x va a 0, quindi qui abbiamo 1 più 0, cioè 1, x che sta sopra va a infinito, allora una forma indeterminata è tipo 1 all'infinito. Allora, l'altro modo di scriverlo, se vediamo, guardiamo, qui abbiamo 1 e qui abbiamo 1. Qui abbiamo 1 su x, che quando x va a infinito, questo va a 0. Qui abbiamo solo x, però x va a 0, quindi anche questo va a 0, come questo. Qui abbiamo esponente x che va a infinito. Qui a esponente abbiamo 1 su x, ma quando x va a 0, questo va a infinito, proprio come questo. È scritto in un altro modo, insomma anche questo uguale a e. Adesso vediamo di utilizzare questo per calcolare questo limite qua. Cioè dobbiamo trovare una forma come questa, ossia andremo a confrontarlo con questo, non con questo, perché è il limite per x che va a infinito in entrambi i casi. Allora qui vogliamo 1 fratto qualcosa, vogliamo scriverlo in questa forma. Quel qualcosa poi sarà la nostra nuova variabile. Allora scriviamo limite per x che va a infinito di 1 più, perché qua ho il più, anche questo bisogna vedere, più 1 fratto che cosa? Guardiamo qua, qui ho il meno, e allora il meno dovrò metterlo qua, e vabbè abbiamo 2x. Allora, finora questa parentesi è uguale a questa, qui abbiamo x, come vediamo qua, qui abbiamo x e qui abbiamo x, abbiamo la stessa cosa, allora anche qua a esponente dovremmo avere una cosa uguale a questa, cioè un meno 2x. Però attenzione, perché adesso qui scrive x e qui meno 2x, non è uguale, in modo che dobbiamo moltiplicare questo con qualcosa in modo da trovare x. Beh, con cosa dobbiamo moltiplicare? Con meno un mezzo, perché questo 2 si semplifica con questo 2, meno per meno mi dà più, e questa cosa diventa uguale a x, così l'espressione è ancora uguale alla precedente. Allora, adesso noi possiamo sostituire con una nuova variabile. Qui abbiamo x sotto, qui abbiamo meno 2x. Allora introduciamo una nuova variabile t che è uguale a meno 2x. E quindi scriviamo limite. Però attenzione, adesso la variabile si chiama t. Pensiamo, quando x va a infinito, beh anche t va a infinito. Adesso non stiamo guardando se è più o meno infinito, va a infinito, e allora anche moltiplicando meno 2 andrà ancora a infinito. T che va a infinito di 1 più 1 su t, l'abbiamo scelto apposta, così. Allora qui meno 2x e t, allora quindi t per meno un mezzo. Adesso, quando noi abbiamo una moltiplicazione all'esponente, possiamo scrivere come potenza di una potenza. Quindi limite per t che va a infinito di 1 più 1 su t alla t, e tutto questo in parentesi quadra alla meno un mezzo. Quello che sta dentro la parentesi quadra, se facciamo il limite, è proprio e, perché è della stessa forma di questo, se andate a vedere. Quindi il nostro risultato è e alla meno un mezzo. Allora adesso possiamo anche scriverlo meglio, questo, cioè, intanto e alla meno un mezzo è corretto, ma magari lo scriviamo in un'altra forma. Allora, e alla meno un mezzo è uguale a 1 fratto e alla un mezzo. E alla un mezzo significa radice quadrata di e, quindi 1 fratto radice quadrata di e,
E adesso posso razionalizzare, moltiplicare sopra e sotto con radice di E e ottengo come risultato radice di E fratto E. Wow, questo limite è uguale a questo valore. Ancora questo conviene ricordare almeno questo, che il numero è circa uguale a 2,7. Vi conviene ricordare almeno questo. Poi se non ricordate altri decimali, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.